ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per se stesso. Quindi, se ognuno sceglie il male minore per se stesso, vi stavo dicendo, è normale che il buonsenso prevale su ogni persona. Se il buonsenso prevale su ogni persona, che è intelligente, che tutti siamo intelligenti, se il buonsenso prevale su ogni persona, non c'è nessun bisogno di delle regole. Perché mi devono venire a dire raccogli la cartina che qualcuno l'ha gettata a terra? È buon senso farlo, non serve la regola e la multa. No, non serve. Adesso chi non ha buon senso? È ovvio che chi non ha buon senso sceglie, ok, di credere che il drago rosa con le ali disegnato sia il suo motivo per buttare la cartina a terra, perché ne ha tutto il diritto, perché il drago rosa con le ali non si tocca. Il fumo dà il motivo di scegliere ciò che non è buon senso. Perché chiunque invece sappia che la realtà è la cartina a terra un fatto, ok? Pensa alla natura e pensa all'universo e pensa a tutto, che tutto è sempre esistito e sempre esisterà. Ci sarà mai una fine e tutto è eterno, il tempo esiste da sempre. Ciò che è reale e ciò che è fantasia. Allora, cos'è reale?